Quando partiu per Tripoli lo mastro pettinaro, assò un figlio mascolo che si chiamava Saro, ed era vero genio a fine delle conti, a parte Sabbonani manci la vincio alle conti. E fabbricava pettini di tali perfezioni che a fine li mandaru ad altre nazioni. Fu tanta la sua vendita che a meno di 3 giorni tra la sua grande fabbrica non ci bastare corna. E quindi in fretta e furia ci disse a sua moglie, li cornavamo fogli da tutti i quartieri, piglioli figli femmini ci disse travagliati, li corna per la fabbrica cogliete stati. E non contento in seguito ci disse all'Isosoro, cogliti corni zimmaru di crasto cervetoro, su po' giornali pubblico lo so reclamo misi, li corna ci arrivavano di tutti i paesi. E travagliando in seguito le femmine mischini, di lì so corna faciti in chiri magazzini, campo felice un secolo, 6 mesi e 10 giorni, c'ha la sua tomba simbolo, ci misero le corna. E travagliando in seguito le femmine mischini, di lì so corna faciti in chiri magazzini, campo felice un secolo, 6 mesi e 10 giorni, c'ha la sua tomba simbolo, ci misero le corna.